L'emozione che ho provato è stato un grande impatto, non riuscivo nemmeno a crederci, non capivo se stavo sognando o se era vero. E invece era ed è tutto vero. Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha nominato Marco Mazzariol, quindicenne di Carbonera, studente al Max Planck, alfiere della Repubblica, e questo per la tenacia con cui affronta fin dall'infanzia la distrofia muscolare di Duchenne, malattia che però non lo definisce né lo limita. Marco è energia allo stato puro, come dimostrano le sue passioni per i motori e la musica rock e CDC e Toto in testa. Diciamo che la mia patologia non mi ha mai impedito di fare quello che mi piace, non mi ha mai impedito di realizzare i miei sogni, dato che con questa carrozzina posso andare dappertutto, anche in montagna, non mi ferma niente, ecco, se non gli scalini. E su questo Marco non molla, la sua è una vera e propria battaglia. Ho fatto un giro della mia scuola assieme a due architetti nella mia scuola per segnalare tutte le barriere architettoniche. Le barriere architettoniche, cioè, molte volte non si vedono, sono cose piccole che basta poco per risolverle. Esempio di resilienza e inclusione Marco, con la sua gioia di vivere, trasforma le difficoltà in opportunità, si legge nella nota del Quirinale, ma per mamma e papà e per il fratellino Matteo è ovviamente molto di più, è vita vera, è famiglia. La cosa che ci insegna sempre Marco è proprio quello che dice sempre anche lui, di non arrendersi mai ed essere sempre, andare sempre, come dire, essere sempre alla grande. Infatti quando qualcuno chiede a Marco, Marco come stai? Come va? Lui dice sempre alla grande. L'unica cosa che abbiamo potuto fare è prenderne atto e cercare di ricavare il meglio da quello che un po' il destino ci ha riservato. La patologia di Marco è una patologia impegnativa, però devo dire che grazie all'associazione Parent Project abbiamo avuto veramente chi ci ha dato una mano a riuscire dal buco in cui si cade al momento della diagnosi. Sto cercando di migliorare su me stesso, soprattutto per riuscire a dare più aiuto anche da grande, potrò dargli una mano e riuscire a realizzare insieme a lui tutto ciò che ha voluto realizzare. Ora per tutta la famiglia all'orizzonte l'incontro con Mattarella al Quirinale, un luogo che Marco non ha mai visto ma che ben conosce, visti i suoi propositi. Come futuro, a me piacerebbe tanto diventare un politico. Le idee sono già chiare anche in materia di bullismo, disagio, violenza giovanile, il suo è un appello accorato. Ragazzi, studiate perché studiare è l'unico modo per avere un ottimo futuro e per avere una buona vita adulta.